Come avete capito dal titolo, oggi non ci sarà un episodio dell'appartamento, ma vi lascio qua in alto la playlist per recuperarvi tutti i video precedenti. Oggi andremo a installare un impianto di mini fotovoltaico da balcone, il nuovo EcoFlow PowerStream. Anche se questo non è un video sulla serie dell'appartamento, un po' c'entra, perché da quando ho preso in affitto praticamente tutta la casa, adesso ho 2 appartamenti più laboratorio, ovviamente le bollette si sono alzate un pochino. E quando EcoFlow mi ha contattato per chiedermi se volevo provare questo mini sistema fotovoltaico da balcone per abbassare un po' le mie bollette, ho detto certo! Permetto che non sono un esperto di impianti fotovoltaici se non conoscerne il funzionamento. In questo video quindi non andrò a trattare 1000 punti mega tecnici per dirvi esattamente tutto quello che c'è, come funziona, anche perché ci sono canali YouTube dedicati a soluzioni green, impianti fotovoltaici che le spiegano molto meglio di me. Se ti interessa comunque approfondire l'argomento, qua sotto trovi i link dei loro canali. Quindi nel video di oggi vi farò vedere solamente che cos'è PowerStream, come si installa, come si configura e come funziona. È un sistema plug and play, quindi anche una persona non esperta senza grosse competenze può comunque installarselo in maniera autonoma, senza far venire fuori nessun tecnico a fare installazioni particolari. Ma vediamo meglio come funziona. Il primo componente sono ovviamente i nostri pannelli fotovoltaici, in questo caso ne abbiamo 2 da 400 watt, ma sul sito potete configurare il vostro pacchetto in base alle vostre esigenze. Secondo prodotto abbiamo una batteria, che è proprio qui il concetto che cambia tra i classici impianti da balcone che esistono, che non hanno una batteria d'accumulo. In questo caso noi abbiamo Delta 2, una batteria che serve per accumulare. Se avete già un prodotto EcoFlow potete usare qualsiasi loro prodotto in accoppiata a questo PowerStream. Funziona sia con la serie River sia con la serie Delta. Qua invece abbiamo il nostro pezzo fondamentale, che è il microinverter, che è in sostanza il cervellone della situazione, che è quello che capisce quanta corrente sta arrivando, quanta corrente sta richiedendo la casa e decide in base ai vostri consumi se dare corrente tramite i pannelli, tramite le batterie. È lui che controlla tutto. Ultimo ma non meno importante, ci sono le smart plug, che sono delle prese sciuco intelligenti da collegare ad un elettrodomestico, che servono al microinverter, a tutto questo sistema PowerStream, per capire quanto sta assorbendo quel particolare elettrodomestico e quindi andare ad erogare quella potenza lì in modo da abbattere i costi di quell'elettrodomestico specifico. Per collegare il tutto è veramente una sciocchezza, lo vedremo meglio dopo, però nella pratica i pannelli si collegano direttamente al microinverter, la batteria si collega direttamente al microinverter e il microinverter lo colleghiamo alla casa. Questo è molto semplice, non c'è nient'altro da fare. Quando acquistiamo un sistema del genere dobbiamo andare a fare una segnalazione, nello specifico a e-distribuzioni, per dichiarare che diventiamo effettivamente produttori di corrente. Questo perché se tra la corrente che stiamo producendo e quella che stiamo consumando abbiamo una differenza e quindi noi stiamo effettivamente consumando con la nostra casa, faccio un esempio, 300 watt e ne stiamo producendo 400, quei 100 watt di differenza noi li regaliamo effettivamente al distributore. Questa è la procedura da seguire per installare questo tipo di impianto, perché arriva fino a un massimo di 800 watt, che è il limite di legge per questi impianti di mini fotovoltaico. Poi anche qua possiamo andare a aprire 1000 parentesi, pipponi su leggi, cose varie. Non è questo il canale che tratta, vi ripeto, andate sui canali che vi ho consigliato qua sotto a informarvi meglio. Ora vediamo effettivamente come si installa. Il tutto arriva impeccabilmente imballato, super mega protetto in questi scatoloni giganteschi. Qua dentro troviamo principalmente i 2 pannelli fotovoltaici, che sono veramente una bellezza, e in altre scatole aggiuntive troviamo le staffe. Per fissare la staffa ai nostri pannelli è veramente semplicissimo. Prendiamo il dado, prendiamo le rondelle che sono di dimensioni e forme diverse, le andiamo a inserire nei fori predisposti e da dietro li andiamo a stringere. Sono di altezze variabili, per andare a prendere l'altezza ideale bisogna semplicemente misurare l'altezza del nostro balcone. Una volta fatto questo, per ulteriore sicurezza si va a inserire l'ultima spina con il suo fermo e siamo sicuri che questi non vanno da nessuna parte. Ok, una volta montato tutto siamo arrivati qua sul balcone dove ci sarà l'installazione. Purtroppo abito su una statale, quindi c'è casino, ma noi con la magia dell'intelligenza artificiale andiamo ad eliminare tutti questi rumori. Non scrocchia bene. Faccio io. Ok, mettiamo prima questo appoggiato qua, vai sempre fuori così, appoggia. Ok, that's it, questo è tutto. Dopo, una volta settati, andiamo a mettere la sicurezza. Oh, Isa! Siamo sicuri che ci sta. Vai più in là. Verso di te?
Sì. Perfetto. C'è da dire che il balcone è praticamente sembra fatto apposta per questo sistema. Che dici finora? Allora, non sono mai andato a un concorso di bellezza di pannelli solari, però mi sembra una bella tega. Allora, fatalità, avanzo proprio 10 cm di qua e 10 dall'altra parte. Ora andiamo a mettere questi pistoncini di blocco che vanno esattamente qua. Messo uno infilato nel buco dietro, si prende la sua spina, si mette così in sicurezza e questo adesso non scappa da nessuna parte. Perfetto. Fase successiva, collegare i pannelli al cavo apposta. Impossibile sbagliarsi perché ovviamente c'è maschio e femmina ed è veramente impossibile che ci si sbagli. Uno qua e l'altro qua. Ok. Dopodiché bisogna collegare i pannelli al microinverter e anche qua non ci si può sbagliare perché lo stesso simbolo che c'è qua sopra c'è sulla presa, quindi molto semplicemente installato. Altro cavo che va collegato, batteria, in questo qua in mezzo dove c'è il simbolo della batteria, e successivamente va collegato alla porta qua sotto così. Mi raccomando, questo da fare con l'EcoFlow spento. L'ultimo cavetto da collegare al nostro microinverter è quello AC output, che ovviamente va nell'ultima porta che manca, che è lo spinottino che va collegato alla nostra presa di corrente. Acquistato separatamente c'è anche questo flat cable, che è un cavetto per i pannelli fotovoltaici da mettere sulle finestre o sulle porte finestre per poter entrare e installare direttamente all'interno la vostra batteria col microinverter. Basta semplicemente prendere un altro cavo, prolungare questo qua dei pannelli fotovoltaici che arriva a questo, e all'interno poi il nostro cavo dei pannelli lo colleghiamo qua e abbiamo risolto. Ok, accendiamo il nostro EcoFlow e qua vediamo già una luce gialla, vuol dire che dobbiamo configurarlo adesso, per cui invece di stare qua fuori con questo rumore caldo andiamo dentro e vediamo la configurazione. Quindi per configurare il nostro sistema PowerStream apriamo la nostra applicazione EcoFlow e subito ci dice è stato individuato un nuovo dispositivo Delta 2, ma noi non vogliamo aggiungere questo per il momento, quindi andiamo qua su più e mi dice già ho trovato un Delta 2 e un PowerStream. Ok, configuriamo il PowerStream, ci clicchiamo, andiamo a dirgli perfetto, connettiti al nostro wifi. Ok, adesso sta controllando tutte le questioni di connessione e quant'altro, dispositivo connesso alla rete, associazione al telefono, avanti. Il nome dello spazio, quindi lo chiamiamo BRPHQ, che sta per Headquarter. Ottimo, PowerStream viene utilizzato insieme a una stazione di alimentazione? Sì, avanti. Modifica modalità di alimentazione, dare priorità all'alimentazione, il sistema darà priorità all'alimentazione dei carichi elettrici di casa, dare priorità all'accumulo di energia, dare priorità all'accumulo scelgo io. Ora dobbiamo andare a impostare il nostro valore di uscita CA, che è il valore minimo di tutti gli elettrodomestici che non sono collegati alla nostra smart plug, ovvero tutti quei consumi base che abbiamo in casa, come possono essere il modem, frigoriferi, freezer a pozzetto e tutte quelle cose che sono sempre accese. Per vedere i vostri consumi ci sono varie opzioni, una di queste è munirsi di quelle pinze amperometriche smart tipo quelle di Shelly o di altri produttori che si trovano su Amazon. Nel mio caso non ho nessuno di questi dispositivi, ma posso vedere il mio consumo a giornate e a orari direttamente sul sito del mio fornitore, che in questo caso è sempre Enel. Come potete vedere il mio consumo è di circa 120 watt di medio, di base, quindi se vado a impostare il mio valore CA su 100 watt va bene, quindi andiamo su fatto. Dopo aver impostato la bolletta elettrica puoi controllare l'ammontare del risparmio. Ok, si può fare anche questo. Prima di continuare però andiamo a configurare anche la nostra smart plug, che secondo me è veramente il valore aggiunto di questo sistema, appunto perché ti permette di controllare a distanza il dispositivo, l'elettrodomestico, qualsiasi cosa tu voglia installarci su quella presa lì, ed effettivamente puoi dire al sistema dai corrente a quella cosa lì perché in quel momento sta consumando. Per cui andiamo a installare, vediamo che rileva automaticamente che c'è una smart plug, fantastico, aggiungi, stessa questione del wifi come prima, è veramente la cosa più semplice e veloce sia da installare che da configurare, ed è questo il valore aggiunto secondo me di questi produttori qua, che alla fine fanno tante cose come altri, però la semplicità dell'utilizzo e l'agevolazione che ti può dare per me conta tanto. Il dispositivo è connesso alla rete, per cui adesso vediamo che c'è un interruttore, io posso accenderlo, come vedete là si è acceso
accesa una lucetta che io posso accendere o spegnere direttamente da qua. Ovviamente c'è un carico bassissimo perché ho una lampadina da 5 watt, spegnimento ritardato, ok, possiamo impostare questo, come possiamo andare a programmare l'accensione e lo spegnimento. Che figata, è proprio una figata. Ovviamente dall'app adesso possiamo vedere che la smart plug adesso ne ha rilevata una e sta rilevando un consumo di 5 watt che è quella lampadina LED, e come si può vedere dalla batteria la corrente sta andando, va al nostro micro inverter e sta erogando 87 watt in tutto, 87 che vanno ad altri carichi nella nostra casa, possono essere questi lampadari, le luci e le cose che ho acceso in casa in questo momento. Alla rete non sta dando niente e sta dando 5 watt alla smart plug. Ovviamente i pannelli in questo momento non stanno producendo niente perché è già il tramonto, il sole è andato dietro una collinetta qua, per cui non c'è niente, vedrò meglio nei prossimi giorni. Però che tega raga, che tega quest'app, bellissimo. Bene, sono passate 2 settimane da quando ho installato il sistema PowerStream e vi posso dare il mio parere. Il primo punto di cui vorrei parlarvi è sicuramente la facilità di installazione e configurazione dell'impianto, perché come avete appena visto ci vuole veramente pochissimo tempo, si può fare da soli, ma per appendere i pannelli sono abbastanza grandi, è meglio farlo in 2 per evitare di fare ulteriori danni, però è veramente semplicissimo, installi, colleghi tutto, configuri e veramente in meno di un'ora siamo pronti. Il secondo aspetto che valuterei è quello della batteria di accumulo. Ovviamente varia in base alla vostra casa, i tipi di consumi, al contratto che avete. Nel mio caso ho un contratto da 6 kW monofase. La batteria che mi hanno mandato era quella da 1 kW, quindi quella più piccola per gli appartamenti. Avevo fatto presente dei miei consumi di tutta questa cosa qua e questo sistema con un solo kilowatt di batteria di accumulo non è sufficiente per durare tutta la notte, anche se gli do semplicemente 50 watt in uscita CA. Detto questo, apriamo l'app e vi faccio vedere in queste 2 settimane come sono andate le statistiche. Come vedete l'impianto ha generato 12,5 kW. Piccolo accorgimento, anche se pur basilare, i pannelli fotovoltaici se li mettete in verticale così non hanno una resa così astronomica. Già il fatto di inclinarli a 40-45 gradi rendono decisamente di più. Un giorno avevo fatto una prova e un pannello che mi stava generando 50 watt, semplicemente andandolo a inclinare un attimo per vedere da là quanto generava, è salito a 90. Per cui se dovete installare un sistema da balcone, mio consiglio spassionato, per forza andate a inclinare questi pannelli in modo da rendere il vostro impianto ancora più efficiente. Dicevamo, l'impianto in 2 settimane ha generato 12 kW per un risparmio in bolletta di poco meno di 6 euro. In 2 settimane raga, ok? Se andiamo a vedere tutti i vari giorni si può vedere quanto hanno generato i pannelli. La giornata in cui hanno generato di più hanno fatto praticamente 2 kW, di cui si può vedere per ogni giornata se viene data alla casa o alla batteria in base all'impostazione che avete dato. La giornata che ha fatto meno è sicuramente 700 watt durante tutta la giornata. La giornata nuvolosa in cui ha piovuto, quindi niente di sconvolgente. Sicuramente i pannelli sono ottimi e hanno un'alta efficienza. Detto questo, prima di chiudere vorrei darvi dei suggerimenti per quanto riguarda l'app e spiegarvi veramente che cosa fa, perché a mio avviso ci sono delle piccole mancanze. Una di queste è sicuramente la sezione dove ci sono i pannelli fotovoltaici. Ora sta piovendo raga, quindi stanno generando zero per forza. Se andiamo ad aprire vediamo esattamente quanto sta generando ogni pannello, ok? Il punto qual è? Se noi abbiamo impostato che dobbiamo ricaricare la batteria e la batteria, come potete vedere, potete impostare un minimo di scarica e un massimo di ricarica in modo da mantenerla in un range e non usurare troppo la batteria. Se noi andiamo a impostare un'uscita CA per esempio di 50 watt, perché abbiamo visto che i nostri consumi minimo sono 50 watt, i pannelli daranno 50 watt anche se durante il giorno ne stanno producendo 300-400, limitano la potenza a questo, ok? A mio avviso questa cosa qua non è molto efficiente, perché nel momento in cui ho la batteria carica, perché magari durante tutta la mattina mi ha caricato la batteria ed è arrivata al 90, al 100% in base a quella che avete messo voi, e avete messo l'uscita CA a 100, a 50 watt, i pannelli butteranno fuori solamente quella potenza lì nell'impianto di casa. A mio avviso questa è una mancanza, perché nel momento in cui io sono a casa, ho dei consumi più elevati, i pannelli stanno generando,
vorrei sapere nell'impostazione, questa qui in alto a sinistra dove c'è scritto energia solare, quanto stanno effettivamente passando i pannelli e quanto effettivamente stanno generando, perché appunto nel momento in cui andate a impostare 50 watt di uscita CA, l'app ti dice che i pannelli stanno facendo 50 watt, però se voi l'alzate e la mettete a 200 vi diranno stiamo dando 200, perché effettivamente ti dice quello che stanno dando e non quello che stanno generando. Nell'app mi piacerebbe vedere entrambe le cose, quindi i pannelli stanno generando 300 watt, però tu hai impostato 50 stanno passando, va benissimo. In base a questo dato possiamo andare, in base alle giornate che ci sono, andare a dare più corrente alla nostra casa e risparmiare ancora di più. Certo, la cosa si può leggermente programmare appunto andando qua su attività programmate, dicendo da che ora iniziare e dare precedenza all'accumulo e da che ora dare precedenza all'alimentazione della casa. Però dipende dai giorni, se la batteria è già carica non vedo perché tu devi dare solo 50 watt all'impianto quando comunque ne stai generando 200, ok? Se invece hai la priorità all'alimentazione e la batteria è carica, ok? I pannelli stanno generando ma blocca tutto e vanno a zero, quindi qua è energia del sole che arriva che tu non stai sfruttando. A parte questi dettagli dal punto di vista software dell'applicazione che mi piacerebbe fossero implementati in modo da avere più possibilità di personalizzazione, di fare più regole, di programmare di più l'app in modo che si mette, dato questo caso specifico, dai corrente qui, dai corrente là, se invece è così, invece si può andare a impostare solo poche cose. Sarebbe bello se si potesse fare di più. Detto questo, che è solamente un mio feedback, l'impianto rimane fenomenale per quanto mi riguarda, è semplice da installare ed effettivamente ti fa risparmiare soldi. In 2 settimane ho fatto 6 euro di energia nonostante non sia ottimizzato nell'inclinazione né tutto. Pensate, se avete la batteria adeguata e magari più pannelli, veramente questa cosa qua può andare veramente a darvi un risparmio netto nella vostra bolletta. Detto questo raga, spero che anche questo contenuto vi sia piaciuto. Qua sotto in descrizione trovate ovviamente tutti i link e le informazioni che vi ho citato durante tutto questo video, le informazioni per il prodotto e per i canali per informarvi meglio. Come sempre Ciurma, io vi ringrazio e ci vediamo il prima possibile in un nuovo video.